Hanno tentato di introdurre 3 microtelefoni cellulari in carcere a Vicenza, ma il pacco sospetto, che sarebbe stato destinato a detenuti ad alta sicurezza ristretti al San Pio X, è stato intercettato dal personale di polizia penitenziaria, sequestrato e posto nella disponibilità dell'autorità giudiziaria. A darne notizia è il sindacato autonomo Polizia Penitenziaria per voce del segretario berico del SAPPE, Luigi Bono. Per Donato Capece, segretario generale del SAPPE, il rinvenimento a Vicenza, si legge in una nota, fa comprendere come l'attività di intelligence e di controllo del carcere da parte della polizia penitenziaria diviene fondamentale. Penso anche, ha rilanciato Capece, che la polizia penitenziaria debba disporre di un nucleo di poliziotti penitenziari specializzati ed esperti nell'utilizzo e nella gestione dei droni, sia in ottica preventiva che dissuasiva dei fenomeni di violazione degli spazi penitenziari o di introduzione di materiale illecito di qualsiasi natura. La vicenda riporta al centro dell'attenzione la situazione carceraria nel capoluogo berico a distanza di pochi giorni dall'episodio di tensione segnalato dal SAPPE, in cui i protagonisti della protesta erano stati 3 detenuti saliti sul muro dei cortili al fine di chiedere il trasferimento.